Ci hanno proposto la transazione al 15% come stanno dicendo a tutti quanti, diciamo, e adesso valuteremo. Ho accettato assolutamente la transazione anche perché ormai sono tanti anni, fra virgolette, che andiamo avanti con questa storia e vorrei chiuderla quanto prima. Io mi sono riservata di decidere, vedremo, ci penserò. Voci di azionisti di Veneto Banca, nel primo dei 2 sabati con filiali aperte, per raccogliere il maggior numero di adesioni prima della fine dell'offerta fissata per il 22 marzo. Risparmiatori al bivio, andare avanti con la causa o accettare il 15% del valore dei titoli come ristorio definitivo e conciliare definitivamente? Un dilemma tutt'altro che personale, almeno stando alle dichiarazioni del Ministero dell'Economia e del sottosegretario Baretta, che parla senza mezzi termini di un possibile bail-in non solo per Montebelluna, ma anche per Vicenza, se non ci sarà almeno l'80% delle conciliazioni. Il ragionamento è semplice: se ci sono tante cause aperte, le banche venete sono obbligate da quella europea a istituire un fondo apposito, proporzionato, che vada ad aggravare i bilanci già difficili per i 2 istituti. Una situazione che lo Stato, attraverso Fondo Atlante, sta cercando di risolvere fondendo le banche con bilanci, risorse e pendenze relative. Un'operazione che l'Europa sta bloccando, pare, imponendo il risanamento delle singole situazioni, prima di dare il via alla libera fusione. Europa che peraltro si contraddice quando, come l'altro giorno, la commissaria ha ipotizzato un fondo europeo per le banche venete, come del resto avrebbe già istituito per altri casi simili in Spagna e in Germania. Insomma, alla fine, per i piccoli azionisti, il dubbio rimane: prendere subito o lasciare che vada avanti l'avvocato. Intanto, il 22 marzo è lì dietro l'angolo.